Eder. Mech. Pallister. Oggi 2 febbraio Claudio Sterpin ha affermato che, qualche giorno or sono, aveva consegnato a Michele Gabriella una lettera chiusa al cui interno erano state da lui scritte le proprie impressioni sugli accadimenti occorsi alla Resinovic Liliana, attraverso le quali aveva anche manifestato la sua ipotetica convinzione che il Visintin Sebastiano, con la complicità del figlio Pier Giorgio e della moglie di quest'ultimo, avessero avuto un ruolo nella scomparsa e successiva morte della donna. Affermava che poteva essere coinvolto nella vicenda anche Fabrizio, un amico di Sebastiano. La Michele Gabriella confermava quanto asserito dallo Sterpin, collocando la consegna della lettera il giorno in cui c'erano stati i funerali della Resinovic Liliana, specificando che lo Sterpin aveva materialmente consegnato la lettera al compagno Nasti Salvatore, allorquando, nella medesima giornata e dopo il rito funebre, si erano recati a rendere omaggio alla donna nel luogo dove era stato rinvenuto il suo cadavere. La Michele consegnava la lettera in argomento che veniva aperta. Al suo interno è stato rinvenuto un foglio formato a 4 con scritte al computer le impressioni dello Sterpin circa gli accadimenti e le motivazioni che avrebbero spinto le persone da lui citate a compiere l'azione omicidiaria. La lettera in argomento riportava sul fronte retro della busta la data del 13 gennaio. Nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda nel pomeriggio del 1 febbraio di ieri, il cronista ha affermato che avrei scritto una lettera sulla quale riportavo il nome di 3 soggetti che potrebbero c'entrare con la morte di Resinovic Liliana. Ebbene, non è proprio così. Era un giovedì di circa 3 settimane fa, più o meno una settimana dopo il ritrovamento del corpo di Liliana. Mi trovavo nel posto delle fragole all'interno dell'ex OPP insieme a Nasti Salvatore e sua moglie Gabriella. Il posto si trova vicino a dove Liliana era stata rinvenuta. Parlando con loro di questo, avevo detto di aver scritto su un foglio le mie impressioni su cosa poteva essere successo e che quel foglio l'avevo con me in una busta chiusa con lo scotch. Riportava anche la data in cui l'avevo scritto. Questa busta l'avevo consegnata a Gabriella dicendole che quello di cui stavamo parlando era scritto sul foglio e che, quando tutto sarebbe finito, lei avrebbe dovuto aprirla e leggere se tutto quello che avevo scritto corrispondeva alla verità emersa. Gabriella aveva preso la lettera, ripromettendomi di aprirla a tempo dovuto. Sul foglio avevo scritto che, secondo me, erano implicati in questo fatto il marito di Liliana, Visintin Sebastiano, il figlio di quest'ultimo di cui non conosco il nome e la compagna del figlio. Anche di quest'ultima non conosco il nome, nonché un certo Fabrizio, che lavora come socio o cameriere in un locale e che avrebbe potuto dare loro una mano. Questo Fabrizio, che io sappia, è un grande amico di Sebastiano, il figlio di Visintin. Contrariamente da quanto riportato dai giornali soprattutto in occasione del funerale di Liliana, è in buoni rapporti con il padre che, economicamente, lo ha aiutato in questi anni. Questo me lo aveva riferito Liliana ed era motivo di discordia tra lei ed il marito. Mi ero fatto l'idea che c'entrassero queste persone perché, conoscendo Liliana, non avrebbe potuto salire su un'ipotetica macchina di uno sconosciuto senza che lo conoscesse e che se lo avesse fatto, in macchina doveva esserci probabilmente un'altra persona che l'avrebbe narcotizzata. Poi, sempre ipoteticamente, l'avrebbero potuta tenere narcotizzata da qualche parte, viva o morta, e poi messa fuori nel momento in cui doveva essere trovato il suo cadavere. Ritengo che queste ipotetiche persone avrebbero dovuto far ritrovare il cadavere di Liliana perché, come aveva dichiarato pubblicamente Radin Silvia, la cugina di Liliana, per ottenere l'eredità della moglie, Visintin Sebastiano avrebbe dovuto attendere 10 anni se non si trovava il suo cadavere. Visintin Sebastiano avrebbe potuto uccidere la moglie perché se si fossero separati lui non avrebbe avuto più nessuna disponibilità economica.
Come Visintin avrebbe potuto uccidere la moglie non lo so. Ho saputo dalla lettura dei giornali che a Liliana ha ceduto il cuore, ma sul punto, con Gabriella e Salvatore, non abbiamo discusso. Ho saputo, peraltro sempre dai giornali, che Liliana è stata trovata con 2 sacchetti della spesa che avvolgevano il capo e un sacco nero infilato ai piedi ed uno alla testa. Secondo me, queste modalità possono essere state poste in essere per depistare l'omicidio e far credere che si sia suicidata. Poi, inoltre, anche lo stato di conservazione in cui è stata trovata non mi sembra sia compatibile con un corpo che fosse rimasto là da 3 settimane. Come ho letto dai giornali e parlato con Salvatore, Liliana era rannicchiata ed uno dei sacchi presentava ancora una piega come fosse nuovo ed appena utilizzato. Questi particolari ci sono sembrati incongruenti con il tempo trascorso tra la scomparsa ed il ritrovamento. Secondo me è stata depositata là e sicuramente da più di una persona per essere ritrovata, poiché bastava gettarla nel burrone distante dai 5 ai 10 metri dal sentiero e non si sarebbe più ritrovata. Secondo me Visintin era a conoscenza che Liliana l'avrebbe lasciato, glielo avrebbe rivelato, forse, il giorno antecedente la sua scomparsa, ossia il 13 dicembre. L'immagino, pensando a cosa possa aver determinato un'azione omicidiaria. La mattina della scomparsa di Liliana, nella telefonata che ho ricevuto alle ore 08:22, mi era parsa normalissima ed intenzionata ad arrivare al negozio Wind 3 di via Battisti come prima cliente a fare un'operazione. Mi ha detto precisamente così: guarda che non arrivo come al solito per le 9:15, 9:30, ma, siccome devo passare alla Wind 3 di via Battisti, farò una mezz'oretta di ritardo. Mi ha detto anche che avrebbe voluto essere la prima cliente per recuperare tempo. Io ho iniziato a preoccuparmi verso le ore 10:30 perché Liliana non mi aveva comunicato alcun ritardo, cosa che non aveva mai fatto. Per me era un ritardo ingiustificato. Liliana era solita avvisarmi telefonicamente del suo arrivo quando scendeva dall'autobus numero 10 nei pressi di casa mia. Faceva poi circa 200 metri, io la vedevo arrivare ed aprivo il cancello automatico, spesso prima che lei suonasse. Liliana non era in possesso della chiave del mio appartamento di via D'Alessio, come ho appena riferito. Quando veniva a trovarmi, le aprivo io dopo un avviso telefonico. Quando ho consegnato la lettera a Gabriella avevo detto che all'interno c'era più o meno quello di cui avevamo parlato tra di noi, ossia delle supposizioni su come potessero essere andati i fatti e su chi avrebbe potuto avere un ruolo nella faccenda. Ho avuto la necessità di mettere nero su bianco il mio pensiero perché le parole volano e lo scritto resta. Era una specie di gioco, un tentativo di mettere assieme le idee che avevamo maturato ognuno di noi sulla faccenda. Ho ritenuto di scrivere le nostre impressioni perché, finito tutto, avremmo potuto vedere se avevamo o meno ragione. Non sono venuto a riferire questa cosa in polizia perché pensavo che delle nostre impressioni avesse già riferito Gabriella alla polizia o comunque che la polizia le avesse già acquisite autonomamente. Peraltro ho saputo della presenza a Trieste del figlio di Visintin e dell'esistenza del sopramenzionato Fabrizio, solo parlando con Gabriella e suo marito Salvatore. Non escludo di aver riferito questa cosa a qualche giornalista, forse ad una giornalista di nome Lucia, nel corso di una telefonata avvenuta un paio di giorni fa. Quando mi ha chiesto le mie impressioni sulla faccenda ed io ho risposto, sbagliando, che le stesse le avevo scritte da tempo su un foglio che avevo consegnato a Gabriella. Sicuramente ho indicato il nome di Sebastiano, forse di Fabrizio, gli altri no perché non li conosco per nome, sempre, comunque a titolo di semplice ipotesi.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.